Direttamente dal Festival della Danza e delle Danze di Agrigento, dove sono risultati vincitori con grande merito riconosciuto dalla giuria, sono arrivati in Cina per rappresentare l'Italia al 36° Festival di Shanghai, una delle manifestazioni più seguite in Cina. Ballare di fronte a milioni di spettatori in diretta sulla TV cinese è stato emozionante. Così scrive una ragazza del gruppo folk I Fiori del Mandorlo. I giovani, dopo la vittoria di Agrigento, sono stati chiamati a rappresentare l'Italia in terra cinese. Una bella esperienza per ognuno di loro, un'occasione per dimostrare il grado di preparazione che oggi li pone al centro dell'attenzione. C'è da dire che il gruppo, per la trasferta a Shanghai, non ha goduto di alcun contributo né pubblico né privato, ma si è autofinanziato. Praticamente, dice Andrea, uno dei componenti del gruppo folk, abbiamo pagato di tasca propria per andare a rappresentare l'Italia. Insomma, soltanto con i propri risparmi questi ragazzi e con la loro bravura hanno realizzato davvero un bel sogno. 来的是意大利曼陀罗之花民族舞蹈团。今晚，演员们将通过活泼的舞蹈、色彩缤纷的服装和传统音乐，展示西西里民间传说和充满活力的传统。表演中包括庆祝西西里生活关键时刻的舞蹈，例如丰收节、求爱仪式和社区聚会，为观众呈现一场欢乐而引人入胜的旅程。 观众朋友们，此时此刻，请举起您手中的荧光棒，就让它随着节奏跳动，伴随着曼陀罗之花的盛开，让现场成为一片星海。